lo smaltimento sia trattato come una biomassa e non come un rifiuto speciale, che costerebbe quindi sicuramente molto meno. La richiesta era stata ribadita da Valerio Zoggia, sindaco di Jesolo, giovedì. Poche ore fa la Regione ha deciso: i rifiuti scaricati dai fiumi sulle spiagge saranno considerati rifiuti urbani e come tali gestiti e smaltiti. A metterlo nero su bianco una delibera della Giunta regionale presentata dall'assessore all'ambiente Maurizio Conte. Una vittoria per la cittadina che da anni lotta contro questo annoso e costoso problema. Solo negli ultimi 5 giorni in spiaggia sono stati trascinati 10.000 tonnellate di rifiuti legname, 5 milioni di euro il costo di smaltimento. Già domani farò una delibera in cui inviterò i miei cittadini, quelli che vogliono, a raccogliere questi detriti, questa legna. Non l'unico sorriso per Zoggia, che ha partecipato al tavolo tecnico per il ripascimento delle spiagge erose dalle mareggiate. La Regione e il Magistrato alle Acque provvederanno a riposizionare i 250.000 metri cubi di sabbia erosi durante l'inverno e ormai siamo al conto alla rovescia per gli interventi strutturali. Hanno deciso di dare un'accelerata al progetto definitivo, che chiaramente non riguarda solo Jesolo ma anche le altre spiagge, in modo da risolvere, possibilmente iniziando i lavori già dal prossimo inverno, questo problema che persiste purtroppo tutti gli anni. Intanto in Regione è il momento della conta dei danni e dal governatore Zaia è partito un corposo dossier diretto a Roma e ai parlamentari veneti. Abbiamo già redatto un primo dossier che ho inviato proprio questa mattina a tutti i parlamentari del Veneto. La prima cifra, che sarà sicuramente poi più alta ipotizzata, è di 500 milioni di euro, più di 130 comuni, e la necessità di fare veloci perché abbiamo danni da nord a sud, da est a ovest del Veneto.